Il nostro obiettivo come Comitato 1866 è quello di rendere consapevoli i veneti di quello che è stato l'evento di 150 anni fa, ovvero il referendum attraverso il quale il Veneto è stato annesso all'Italia. In realtà con tutti i dubbi sulla legittimità di questo referendum. Intendiamo raggiungerlo attraverso una serie di iniziative dedicate soprattutto ai ragazzi per appunto diffondere la conoscenza storica e per instillare una domanda che invece ha molto dell'attuale, ovvero il principio di autodeterminazione esercitato 150 anni fa e ufficializzato nel Trattato di pace di Vienna, tra Austria e Italia, potrebbe essere riapplicato oggi. I ragazzi sono il Veneto del domani. I politici di oggi hanno l'incarico, la responsabilità di interpretare onestamente le esigenze della nostra terra. Questa che facciamo noi è una domanda sfidante. Il principio di autodeterminazione può essere applicato in qualsiasi momento il popolo intenda farlo. Fare cultura e rendere consapevole tutta la popolazione veneta e il popolo veneto di quanto avvenuto 150 anni fa, senza intenti di chissà che natura, ma proprio per fare una riscrittura della storia per come effettivamente avvennero quei fatti. Questo sia in maniera appunto cartacea e anche con supporti video o con dei film che sono già stati fatti e che verranno durante quest'anno appunto resi accessibili al maggior numero possibile di veneti. Già avvengono degli incontri fra regione e scuola per quanto riguarda ad esempio la festa del popolo veneto del 26 di marzo, ma con questa iniziativa potremo anche fare approfondimenti, informazioni e lavori da parte delle scuole, mi auguro io, per riuscire appunto a capire cos'è avvenuto dopo la battaglia di Costozza, dopo la battaglia di Lissa e che portarono appunto agli eventi del plebiscito del 1866 al fine di ottobre.